benvenuti a questa serata speciale dedicata al maestro Pino Donaggio. E intanto vi ringrazio di essere qui con noi. Ci tenevo come prima cosa a ringraziare gli ospiti di questa serata, che ora li chiamo ad uno ad uno sul palco, partendo da Natale Massara. Maestro Natale Massara, grande amico, collaboratore, compositore. Vai, scegli là, vai lì. Faccio come Pippo Baudo, scelgo io i posti, dai. Poi la quota rosa della nostra serata, Isabella Turso, compositrice e pianista. Grazie Isabella. Ti metto beata tra gli uomini. Il maestro Pino Donaggio, grande ospite nostro d'onore di questa Cinema Accord quarta edizione, scusate. E poi l'editore e fan accanito di Pino Donaggio, Andrea Natale della Bluebell Disc. Allora, adesso vi do già il microfono aperto, quindi ve lo dovete giostrare senza farvi del male. Allora, io mi metto qui in pompa magna non perché voglio fare il protagonista, ma perché poi devo mandare i video, che vedremo dei video di Isabella Turso che ha dedicato il suo omaggio a Donaggio al maestro. Tanto, prima cosa, altro evento particolare, perché all'interno di Cinema Accord abbiamo deciso, come in colonne sonore, come mia rivista, di festeggiare questi 20 anni omaggiando di un premio speciale dei compositori che hanno accompagnato la storia della mia rivista, per l'appunto di colonnesonore.net. Prima era in formato cartaceo, da un bel po' di anni a questa parte web. E io lo ricordo sempre che Pino è stato il secondo abbonato alla mia rivista. Alcuni mi chiesero al tempo: ma perché a noi compositori non la mandi gratis? E dissi: sì, si può anche fare, però. E invece Pino non mi ha mai chiesto questa cosa, si è abbonato in automatico, grandissimo, cioè, devo dire. Anzi, in realtà ha pari merito, perché sono arrivati 2 abbonati, Ennio Morricone e Pino Donaggio nella stessa settimana, quindi 2 grandissimi nomi. Allora, infatti, a tal proposito ci tenevo a dare questo premio speciale, come ho dato prima a Natale Massara durante l'incontro per Red Eros, e poi ieri ai De Angelis e oggi pomeriggio, anzi poco fa, a Simon Boswell, un premio speciale da parte della nostra redazione, da parte di tutti i nostri lettori, e con questa motivazione che vado a leggere, senza bisogno di occhiali, anzi perché non ci vedo più mai. Allora, Pino Donaggio, premio speciale colonne sonore 20 anni per una vita feconda di sinfonie e canzoni, radicate nella musica internazionale, con una personale ed inconfondibile apporto alla 7ª e 8ª arte. Grazie Pino, questo è per te. Se vuoi lo poggio lì, lo metto in prima linea. Ok, così questo rimane per tutti quanti. Allora, volete scrivere, nel frattempo facciamo scrivere a Isabella come era stato concepito questo video con l'audio al momento. Allora, il brano si intitola innanzitutto P. in onda oggi, perfetto, che è l'anagramma di Pino Donaggio, quindi mi sono divertita a scrivere, a inventare dei titoli. Sì, esatto, quello è omaggio a Donaggio, anche qui mi sono divertita a creare, diciamo, un simpatico titolo all'album, che però è un tributo molto sentito e molto di cuore, ecco, perché mi sono proprio legata e affezionata tantissimo all'artista e alla persona di Pino Donaggio, e quindi io non ho proprio voluto realizzare un album intero, non solo questo brano, che tra l'altro è il primo che scrissi e dedicai proprio a Pino. Andai da lui nel suo studio per ringraziarlo del tempo che mi aveva dedicato la prima volta che ci siamo visti, perché gli feci ascoltare delle mie musiche, gli dedicai questo brano, appunto P in onda oggi, che cita il tema di Io che non vivo. C'è anche un altro intreccio di temi, perché c'è il tema di Sissi a un certo punto, e quindi mi sono divertita anche lì a intrecciare temi differenti e a farli dialogare con i miei temi, quindi alla fine è venuto fuori un lavoro di un abbraccio, diciamo, tra quelli che sono i suoi temi e quello che è stato il mio apporto creativo. E questo brano, che però purtroppo non potremo ascoltare questa sera, vi invito ad ascoltarlo. Anzi, vi invito proprio ad acquistare l'album. La versione CD è fatta apposta per questo evento di Cinema Accord, l'omaggio a Donaggio versione compact disc, perché prima era uscito in vinile. Esatto, in vinile, sì.
Però diciamo Edizione che, limitata. visto che abbiamo avuto questo momento di... Sì, questo CD nasce proprio, posso dirlo io, Numerato, Andrea, vai. sì, in occasione dei 50 anni di carriera cinematografica di Pino, perché quest'anno sono 50 anni di carriera cinematografica, perché poi la carriera sua è molto più ampia e variegata, ma 50 anni perché è del 73, il tuo primo film. Sì, ma perché dici gli anni? No, hai le cose? ragione, ma sì, così. E qua si fa subito il conto di quanti ne erano. Ha iniziato giovanissimo. Vabbè, no, è vero. Che mi ha presentato l'amico della galleria che ci è venuto giù. Sì, film Maurizio Deniciacci. Sì, sì. E un giorno è arrivato a Venezia perché io non ascolto tanta gente, tanti giovani, perché molte volte quando dico che non è personale, che non è bello, si incazzano e vanno via. Allora ho detto non ascolto più nessuno. E invece lei ha sentito avere un gran talento e quindi l'ho aiutata anche nel fare il primo disco e adesso va avanti da sola continuamente, fa concerti qui in America, dappertutto. Quindi insomma è una grande amicizia che è nata tramite un amico. Sì, sì. Allora, visto che comunque parliamo di musica e parliamo di Pino Donaggio, in questo caso anche di Isabella con questo suo dono pianistico e non soltanto appassionato a Donaggio, facciamo sentire l'altro brano che stavolta io mi auguro vivamente che... Questo si chiama la mia famosa il rapporto con la tecnologia. C'è.
Bene. Bellissimo momento, devo dire che meno male, abbiamo compensato la parte iniziale. Guarda, allora intanto vorrei che descrivessi tu, anzi facessi tu la domanda a questo punto a Isabella per poi passare la palla a Pino su quello che abbiamo appena ascoltato. Dai. Allora, come avete visto e ascoltato, è quasi un lavoro di rapsodia reinterpretativa in un certo senso, perché gli spunti del tema, che poi John's Theme, che è il tema principale legato appunto al personaggio di John Baxter, interpretato da Donald Sutherland, e poi c'è anche un accenno ai colori di dicembre, quindi c'è anche l'altro tema, quello poi cantato da Ivan Zanicchi in versione canzone. Che proprio non ci ho pensato. Non lo sapevo, in realtà abbiamo scoperto che c'è anche quello. Sì, perché mi sono proprio immersa. Esatto, quindi il mood e l'atteggiamento compositivo è stato questo, cioè il fatto di non realizzare appunto degli arrangiamenti o delle riproposte, trascrizioni pianistiche seppure volute, ma nuove composizioni partendo da questi spunti. E Pino Ondanoggi è stato il primo da cui poi si è sviluppato questo album. E chiedo a Isabella la scelta dei temi, e quindi come è avvenuta? No, ma infatti il punto è proprio questo. Io mi sono immersa totalmente nella musica di Pino, ma proprio talmente tanto immersa che a un certo punto, quando mi sono messa poi a scrivere, non riuscivo nemmeno proprio, i temi proprio fluivano, proprio, era un flusso di temi che poi si intrecciavano senza nemmeno proprio rendermene conto totalmente. E quindi, per esempio, in questo caso tu mi hai fatto notare che c'è quest'altro tema, ma credo che sia proprio una questione di fil rouge che Pino è riuscito, dico io magicamente, a creare con tutta la sua musica, perché veramente ho sempre notato che c'era sempre un collegamento sia nell'atmosfera che magari nell'armonia, c'era sempre un collegamento magico. Insisto su questa cosa perché poi me ne sono resa conto mentre scrivevo che effettivamente mi sembrava naturale legare temi differenti e poi ai miei, cercando, ecco, senza presunzione, cercando di farli dialogare in qualche modo, perché credo che il tributo più sentito potesse essere quello di non realizzare degli arrangiamenti che per carità possono, anche lì ci si può divertire moltissimo anche in quel senso, però creare qualcosa di nuovo, quindi inserire in un contesto nuovo un grande materiale, un grande bagaglio, in questo caso tematico, che io ritengo sia un tesoro, e quindi questo tesoro mi ha dato la possibilità di creare un qualche cosa di nuovo. Credo che sia un tributo più sentito, ecco, per quello che credo, insomma, penso io. Allora, tu hai detto una parola, fil rouge, allora a questo punto mi collego a un fil rouge che abbiamo qui presente, oltre a quello tuo con Pino, quello di Natale con Pino Donaggio. Natale Massara, altro grandissimo interprete della musica italiana, orchestratore, direttore d'orchestra, arrangiatore, un personaggio incredibile, i Ribelli, Clan Celentano, cioè ci sarebbe veramente, anzi invito chi non ha mai visto l'intervista su Soundtrack City a Natale Massara divisa in 3 parti, che quando siamo messi a parlare con Natale abbiamo iniziato al mattino e finita la notte, quindi non ci siamo neanche resi conto che sono passate le stagioni nel frattempo, perché Natale ha una carriera straordinaria, come d'altronde quella di Pino. Senti, il tuo rapporto con Pino, questo fil rouge, tanto come è nato e oggi, dopo tanti anni, che non dico quelli di nuovo che sennò poi Pino mi lancia il premio, come essere stato insieme a Pino e essere ancora con Pino tutt'oggi. Allora, avete finito da poco una colonna sonora insieme di cui Allora, io una data la devo dare. Vai. Io nel 57-58 sono andato a Milano a studiare al conservatorio e lì mi sono incontrato con il maestro Pino Donaggio, oggi maestro, prima non era maestro lui, neanche io, per cui io e Pino ci conosciamo da quell'anno, perché appunto io nel frattempo poi ho fatto Il Ribelle, esattamente a gennaio del 1960, lui vinceva a Sanremo, cioè ha portato a Sanremo un capolavoro, non ha vinto, ma ha portato un capolavoro. Io nel 60 iniziavo il mio volontariato con Celentano, con i Ribelli, ecco, questo è.
Passano gli anni, ovviamente ciao, ci vedevamo, ovviamente avevamo in comune la storia della musica, questa me la ricordo benissimo. Non so se lui se la ricorda, però io me la ricordo bene. C'era l'insegnante che era Riccardo Allorto, che praticamente ci odiava, non odiava, ma comunque sapendo che io facevo il rock and roll e lui cantava le canzonette, non eravamo proprio ben visti. Ben visti. Comunque siamo riusciti. Dalle ragazze sì, però. Ah sì, certo. E ci ricordiamo anche i nomi di alcune. Sì. Vabbè, in ogni caso questo è. Poi nel frattempo ci siamo un po' persi, ma perché lui ha cominciato a fare le sue serate, le sue cose, eccetera, eccetera, e io le mie serate, eccetera. Finché arriviamo al 1972. Pino aveva già realizzato Don't Look Now e poi aveva fatto credo un'altra cosa, adesso non mi ricordo il titolo. Esatto. E nel frattempo io invece, avendo lasciato i Ribelli ma accasato alla Ricordi, dove mi iscritterò come arrangiatore, direttore d'orchestra eccetera, io nel 69 feci il mio primo Sanremo. E lì avevo già iniziato a fare delle cose tipo sottofondi, cose del genere, insomma, sta di fatto che io nel 72 faccio L'Isola del Tesoro, che è un film con Orson Welles, una produzione americana, molto grassa, eccetera. Pino scopre che io facevo anch'io questa cosa. Ci siamo sentiti dal telefono e ci siamo qui oggi. Siamo qui oggi a parlarcene perché sono passati tanti anni. Questo è. Sì, hanno detto tutto loro, lei, lui, io non so più cosa dire. Senti, te le ricordi quanti sono le colonne sonore che avete fatto? Vabbè, le tue vedi, Andrea lo sa. Andrea che è lo stalker di Pino Donaggio. Quante sono? Con le Fisher 250. 250, vedi, 250, una lì. 250? 250, abbiamo chiuso lì, come all'asta. Ma invece con Natale non tutte e 250, perché Natale... No. Ho lavorato anche con altri direttori d'orchestra, ma poi sono venuto avanti i computer, le cose, quindi arrangiavo, diciamo, già i pezzi, poi li facevo sentire a lui e poi lui vedeva se ero di sbagli, se c'erano delle cose. Devo dire che all'inizio mi ha aiutato molto perché io, passando dalla canzone a fare una colonna sonora, non era semplice. Allora ho trovato un arrangiatore che era Boneschi, ma il fatto che poi a Londra ho vinto migliore colonna sonora dell'anno mi ha convinto a non cantare più, perché stavo cantando non so dove, fuori dall'Italia, non c'erano ancora tutti questi telefonini e mia moglie non mi trovava e ho perso il film con Richard Burton, Il giorno della Medusa, e mi hanno cercato per quello. Allora ho capito, o canto o faccio il cinema, e per un po' ho scelto di continuare al cinema. Poi ho avuto un regista, Herbert Ross, americano, col suo filmetto, poi ho fatto una cosa con Liprandi e dopo ho avuto la fortuna di essere chiamato da Brian De Palma e sono andato in America e ho cominciato, diciamo, la vera carriera da compositore, per finire ancora, che ancora sto scrivendo. Anzi, vorrei segnalare che c'è qua il regista di un grande film che ha fatto con noi, Paolo Franchi, che è bergamasco, no? Sì. Vedi? Grazie Paolo, grazie. Molto bravo, e faremo anche il prossimo, spero almeno, no? Vabbè, ormai te l'ha detto, quindi no, se non mi piace la musica lo faccio. No, senti, ma a proposito di... no, mi faceva troppo bello perché andando ti ringraziamo che per fortuna hai deciso di, dopo aver purtroppo perso il film con Richard Burton, di dedicarti alle colonne sonore, se no non saremmo qui, e io ti dico, ci sono cresciuto con le tue colonne sonore, perché quando nel 72 nascevo, quindi vabbè, non volevo precisare questa cosa dei 51 anni, ma... proprio fino dopo mi picchia. No, vabbè. Diciamo che io ho cominciato molto giovane. Infatti. Giovane. No. Senti, secondo te qual è la... questa è una domanda che ti abbiamo fatto migliaia di volte, soprattutto io e Andrea, che abbiamo fatto 2 interviste a Pino, che tra l'altro sono presenti nell'ultimo libro che è uscito, con le immagini tra le note, ma se dovessi scegliere
tra tutte le colonne sonore che hai scritto, quella che secondo te rappresenta più il tuo modo di scrivere per le immagini, il tuo modo di mettere il tuo stile, che è uno stile ben preciso, ben codificato, quale sceglieresti? La domanda delle domande. Non ti dico la canzone perché... No, le canzoni sono facili. No, il discorso è che in un film c'è sempre una parte che è un po' ispirata e una parte che magari viene con la tecnica. Quando ci sono i pezzi di suspense, quindi si possono scrivere anche senza ispirazione, chiaramente, è un po' matematico, però... E quindi in ogni film, in Dress to Kill per esempio, la parte che mi piace di più è il museo, sì, è il tema. Per Blowout c'è il tema che poi ha ripreso anche Tarantino, quindi credo che sia un bellissimo tema. In Carrie ci sono tante altre cose, quindi prendere un pezzo di uno, un pezzo dall'altro, un pezzo di quell'altro, cioè farei un misto. Lo sai che io uno dei miei primi cortometraggi, diciamo casalinghi, che l'ho fatto proprio in casa, ho ucciso mia madre nel corridoio, ho usato il tema di Blowout tuo, che per me, anche se era un tema a contrasto con le immagini, Sì, perché certo, mia madre è completamente morta nel corridoio. Nel film lei moriva e c'era il fuoco d'artificio, quindi vedi che, e c'era il piano che suonava il tema. meraviglioso. Ci sono delle cose più romantiche e belle che... Senti, ma noi abbiamo visto che prima che era quello subito dopo, il brano subito dopo, perfetto, quindi se non faccio danni, anche se mi faccio aiutare dal mio amico che giustamente, però faccio... Poi il video che hai rielaborato, che non è... Vai, intanto racconta come hai rielaborato il video mentre lo Esatto, facciamo. questo è, Sì. esatto, è praticamente il tema di Dress to Kill, quindi del Shower, che è il tema poi iniziale, che è stato rielaborato appunto nella composizione di Isabella. Il video, sì, che riprende la scena del museo. Sì, ma è rielaborato a sua volta. Spiegalo tu Isabella che così almeno... Il video è rielaborato a sua volta perché il mio caro amico, anche lui compositore, ma è anche molto bravo a lavorare con i video, Eddie Serafini, esatto, ha realizzato questo video su Dress to Kill rielaborandolo in maniera un po' particolare, quindi vedrete che è la scena del museo, ma non come si vede nel film, un po' più così. Quindi visto che è un thriller, faccio buio, Perfetto. mando in play e faccio F.
Prima di ringraziare i nostri ospiti ci tenevo a dire una cosa, che nella filmografia di tutti quei film che ha fatto, e non solo, serie tv, oggi le chiamano fiction, va bene, c'è un cult assoluto. Tanti sono i cult nella filmografia di Pino, ma uno che ci è rimasto nel cuore, non ci resta che piangere, anche perché Benigni, Troisi al massimo della loro grande capacità comica e non solo, anche di grandissimi interpreti improvvisatori, e ancora oggi, ahimè, quella colonna sonora non riusciamo ad averla in formato fisico, perché vabbè, forse un giorno ce la faremo, ma prima di chiudere proprio questa sequenza da Non ci resta che piangere, ti ricordi un aneddoto particolare sulla composizione di Non ci resta che piangere e del rapporto con Roberto Benigni e con Massimo Troisi? Sì. Beh, non è che li ho visti tanto, perché stavano girando, scusate, quando hanno visto il film c'era quasi una mezz'ora di più e loro stavano seduti e dico, qua non si ride più. Allora hanno tagliato proprio tra la parte che c'era Peinato e quindi più di 20 minuti, e si sono inventati un altro finale con le caravelle che si vede alla fine, che vanno a fermare Colombo che non ce la fa. Ecco, loro erano molto critici sulle loro cose. Quando sono venuti a sentire la musica era piaciuta, quindi si sono fatti delle fotografie con me, abbiamo riso un po', ma era una cosa un po' scontata perché già l'avevano sentita, quindi aneddoti, ho solo questo che ha tagliato il film loro, e poi grande successo, dovevano fare il seguito, che purtroppo mancando Troisi dopo non si è più potuto fare, ma le premesse erano quelle di continuare, che il finale era col treno, che arriva Leonardo e sembra che dopo ci sia per forza il continuo, e invece no. Poi ne hanno anche discusso là, ma uno voleva fare una cosa, uno voleva fare un'altra, dice vediamo se lo facciamo tra 6-7 anni, e invece dopo non si è fatto più. Quindi, però loro sono due grandi e stare con loro devi sempre imparare sempre qualcosa. Grazie Pino, intanto io farei un applauso. Prima di chiudere con questa sequenza da Non ci resta che piangere, farei un applauso a Natale Massara, grazie di essere stata con noi, a Isabella Turso, di cui vi invito a comprare Omaggio a Donaggio, se volesse venire ai CD, Pino Donaggio, grazie ancora, premio speciale Vent'anni di colonne sonore, Andrea Natale, l'editore di Blue Bell Disc, che ha realizzato questo po' di lavori, e quindi chiudiamo, ovviamente abbiamo parlato di musica per immagini, chiudiamo con questa sequenza straordinaria, e vi ringrazio ancora di essere stati con noi al Cinema Accord e buona serata. Grazie.